Benvenuti ad una nuova lezione di stampatello siciliano, la lingua che ti dà una mano. Oggi spieghiamo il termine parmigiana. Ripetete con me. Mi manciassi una bella parmigiana di melenciane. La parmigiana è un piatto a base di melanzane che tutti amano, ma che la gente non sa pronunciare e impropriamente chiama parmigiana. La parmigiana siciliana non esiste. Ripetete con me. La parmigiana siciliana non esiste. È come la frutta che trovate nei succhi di frutta al supermercato. Non esiste. È come se per dire facciamo schiticchio, traduci e dici lo facciamo un momento conviviale in tema non formale. Te passo appetito. Non contento di questo errore, il siciliano ne fa un altro. Non solo la chiama parmigiana, ma in più ci mette il parmigiano. Se fate questo, sappiatelo, non state facendo la parmigiana di melenciane, state facendo la parmigiana di parmigiano, che per carità è buona, ma è un'altra cosa. Nella parmigiana si fu del caciocavallo, meglio ancora se lo chiamate ucascavallo. E siamo a cavallo. Ma perché si chiama parmigiana? Perché è esattamente come la persiana, la parmigiana, e le fette di melenciana vengono poste di spiego, una sull'altra. Le mangi, chiudi gli occhi, senti il gusto della storia. La melenciana viene portata in Sicilia dagli arabi nell'800 e noi dagli arabi impariamo l'arte del mercanteggiare. Se devi fare una bella parmigiana e chiedi a quanto sono le melanzane, prima che ti arriva la risposta deve partire un minaccioso quanto? Ma che sei pazzo? A seguire c'è chi fa? Me ne vai? E quando hai trovato l'accordo termini con quanto euro scosso? Perché per noi il pagamento è fonte di discussione. Infatti se il prezzo non ci convince diciamo ma a fare male le scosse. In alternativa abbiamo quanto è un danno? Perché per noi pagare è un danno. Tipo incidente automobilistico. Infatti la frase che arriva subito dopo è sento un boato. Dopo che hai comprato le melanzane fai la parmigiana. Quella palermitana è con melenciane fritte, salsa di pomodoro e caciocavallo. Cascavallo. Originale come nell'antichità. Quella catanese è con salsa di pomodoro, prosciutto, melanzane, mortadella, uova, formaggi vari, un vulcano di sapori. Ma non chiamatela parmigiana, se no l'Etna si arrabbia ed erutta. Oh, le melanzane si fanno fritte, no al forno, che Gesù non vuole. Gesù alle nozze di Cana trasformò l'acqua in vino e le melanzane da forno a fritte e noi vogliamo contestare un miracolo. È peccato. Insomma, dire parmigiana è come volere italianizzare qualcosa che non si può italianizzare. È come se tu al posto di dire sugno licco di salsiccia, sono goloso di salsiccia, dici sono lecco di salsiccia. Crea equivoci. Per evitare equivoci, quindi, ripeti con me. La parmigiana è una proiezione freudiana. Tutto fumo e niente marijuana. Si fa fritta, fetta, sopraffetta, una sopra e una sotto. Non parmigiano ma cascavallo. Il parmigiano lo metti quando l'uovo lo fa uaddo. Se la fai siciliana, si chiude una porta e si apre una parmigiana. A pissiana. Ci vediamo alla prossima puntata di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano, se non hai la bocca impegnata con una bella parmigiana. E la mia casa è Piazza Grande.